purtroppo in questo momento non abbiamo buone notizie da dare. Io vedo ancora molto molto lontana, anche perché la nostra provincia, per agganciarsi alla ripresa, avrà più difficoltà di altre province del Veneto. Sarà una ripresa lenta e forse dolorosa per la provincia di Belluno. La crisi, che qui è rimasta latente per diversi anni e che ora invece ha travolto tutto e tutti, sta lasciando sul campo aziende chiuse e lavoratori a casa. Nei prossimi mesi l'attenzione sarà rivolta tutta a monitorare l'evolversi della situazione sui 3 fronti aziendali più caldi: ACC, Ideal Standard e Form. Queste tre realtà secondo me saranno il banco di prova per questa provincia, una provincia che, ripeto ancora una volta anch'io, soffre di 2 anni di commissariamento e di una non presenza politica. Non basta più la buona volontà, non bastano nemmeno gli accordi per aumentare la produttività, spiega il segretario generale della CGIL di Belluno, Ludovico Bellini, secondo cui il problema vero sta nei volumi produttivi che calano ineluttabilmente. Abbiamo bisogno che lo Stato, in questo momento il governo, intervenga per far sì che tutte quelle situazioni di crisi che riguardano i Indesit, Zanussi, dove stanno andando a richiedere, che sono i nostri clienti principali, che stanno andando a richiedere l'uso degli ammortizzatori sociali, siano almeno impegnati a far sì che i compressori per i loro frigoriferi vengano fatti a Mel piuttosto che in Austria. Così facendo possiamo acquisire volumi e possiamo ritornare ad avere credito, ripagare i fornitori, far ripartire l'azienda. Devono ripartire le aziende, deve rimettersi in moto la macchina politica di una provincia in stallo da 2 anni e che si vuole svuotare dei servizi essenziali. Questa mancanza di politica si riversa anche in quello che sta succedendo in trasporto pubblico locale, con i treni, quello che sta succedendo con le strade, con l'ANAS, con i tagli all'ANAS, con i tagli al Veneto Strade, con i tagli che si stanno annunciando in sanità con la chiusura delle guardie mediche. Dice Bellini, con questa situazione non ci sono più le condizioni ideali per richiamare investitori. Questa combinazione di mancanze, secondo me, è una combinazione che allontana gli investitori, non li avvicina, allontana. E per avvicinare gli investitori noi abbiamo bisogno di una sana politica, noi non chiediamo l'elemosina.